Non c'è una tradizione, no, in Italia di gestione del cinghiale, perché dobbiamo ricordare che questi grandi ungulati, no, quindi intendo il capriolo, il cervo, il cinghiale e così via, sono stati sterminati dall'uomo tra le due guerre, no? Quindi tra la prima e la seconda guerra mondiale sono stati del tutto sterminati per la prevalenza dell'agricoltura evidentemente su questo tipo di animali che possono creare un danno molto pesante alle produzioni agricole. Il nostro approccio è però ancora poco corretto rispetto a queste problematiche e non c'è nemmeno una preparazione tecnico-scientifica, cioè nemmeno l'università prevede dei corsi per gestire questi grandi mammiferi, no? Quindi abbiamo alcune poche università a livello italiano che trattano questi argomenti di carattere zoologico in maniera scientifica e poi insomma in qualche maniera ci si è arrangiati ed è stato lì l'errore a mio parere, cioè trasferendo le conoscenze degli animali domestici a quelli selvatici e quello è un grosso errore. Il domestico, l'animale domestico è espressione della nostra cultura. L'animale selvatico invece è legato a quella che è la selezione naturale. Utilizzare il metodo scientifico non è semplice per noi che non abbiamo questa abitudine, no? L'approccio scientifico è sempre un approccio piuttosto ostico, bisogna conoscere la matematica, bisogna conoscere la statistica e applicarla a questi sistemi, perché poi il tutto viene tradotto in numeri. I più penalizzati sono certamente gli agricoltori, perché gli agricoltori ne vedono gli effetti negativi che non si riesce, nonostante io ricordo che il cinghiale viene abbattuto, no? In maniera quasi continuativa durante l'anno, quindi sia durante il periodo di caccia, sia durante le cosiddette deroghe. Quindi siamo di fronte a un paradosso, perché se da una parte questi animali vengono continuamente abbattuti e dall'altra osserviamo un aumento di questi animali, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Non succede perché la biologia del cinghiale prevede una crescita riproduttiva veramente molto elevata e questa crescita può addirittura, si è osservato in degli studi pubblicati su riviste scientifiche importanti, si è osservato che un certo tipo di abbattimento ne determina l'aumento. Dall'altra parte abbiamo gli ambientalisti che ovviamente sottolineano questi aspetti e cioè dicono che gli abbattimenti non servono e propongono delle soluzioni. Ora è chiaro che bisogna prendere in considerazione tutte le soluzioni, però ripeto, devono essere testate, cioè dobbiamo ottenere dei dati numerici che ci dicano che stiamo andando nella direzione giusta.